per me è un estremo atto d'amore. Siccome la amo, la rispetto, io rispetto mia figlia, voglio che siano rispettate le sue volontà e che possa avere la dignità che una persona merita. Un dolore composto e pieno di dignità, quella stessa dignità che Giorgio e Genzianella hanno chiesto per la fine vita della loro adorata Samantha, da un anno in coma vegetativo irreversibile. Giorgio e Genzianella hanno raccontato a Focus l'evoluzione della storia dolorosa di Samantha che li ha spinti a lottare per poter rispettare le sue volontà espresse sin dai tempi della triste vicenda di Eluana Englaro. Sono persone egoiste e cattive, perché ha detto: come fai a lasciare una ragazza così giovane in quelle condizioni che non può più camminare, non può più lavorare, non può più scherzare, ridere, fa tutto quello che è il quotidiano. Ha detto: se succedesse a me non vorrei mai rimanere poi mai in quelle condizioni. Samantha giace rannicchiata in un letto della Gaggia Lante di Belluno. È così contratta che sta cambiando l'espressione del volto, dice papà Giorgio, che racconta come fino ad ora le crisi siano state gestite con antibiotici. La prossima volta che si presenterà uno di questi ulteriori problemi clinici, si potrà eseguire la sedazione completa. I tempi non sono ancora definiti, il contatto con i medici che seguono Samantha è costante con il papà della giovane che il Tribunale di Belluno ha nominato amministratore di sostegno. È giusto rispettare la vita, però la vita non è come Samantha. La vita è una cosa ben più ampia, la vita va vissuta, posso parlare, posso mangiare, posso camminare, posso vedere il giorno, la notte, e quella è vita. Quella che sta facendo Samantha non è vita.